Don Ciotti, l'Università di Udine nel 2006 ha conferito la laurea honoris causa a Don Pierluigi Di Piazza, quale imprenditore della solidarietà. Oggi gli dedica l'aula studio della Biblioteca Scientifica e Tecnologica. Preparando questo incontro con lei ho trovato una frase di Don Pierluigi nella quale descriveva il vostro primo incontro, parlava di lei, no? E dice: Don Luigi Ciotti per me è un compagno di viaggio ormai da tanti anni, anche se non ci frequentiamo molto spesso. L'ho conosciuto quando ero un giovane prete nella parrocchia di Paderno a Udine. Non si muoveva allora Don Ciotti con la scorta, ma ricordo che l'ho atteso in strada a Udine mentre usciva dalla sede della provincia per invitarlo a un'iniziativa sulla dipendenza da sostanze, e lui ha accolto subito l'invito e per segnare l'appuntamento in agenda si è fermato, ha alzato la gamba e ne ha fatto un piano per scrivere. Da allora ha partecipato a numerose iniziative, prima a Giuliano, poi al Centro Barducci, prima in parrocchia a Giuliano, poi al Centro Barducci, e poi ricorda in questo scritto Don Pierluigi le molte volte che vi siete incontrati, quando a piedi andaste appunto da Giuliano all'ex ospedale psichiatrico, gli incontri in carcere, i tanti convegni fatti qui a Udine, e lo definisce e definisce lei appunto un compagno di viaggio. Per lei chi era Don Pierluigi? Beh, è stato un amico vero, capace di vivere la sua dimensione sacerdotale nella dimensione del saldare la terra, con l'impegno per la giustizia, la libertà, la dignità, la pace con il cielo. È cresciuta la nostra amicizia nell'arco degli anni, abbiamo condiviso parte di questo viaggio con momenti di riflessione, di incontro. Poi ho imparato molto da Pierluigi per la sua esperienza, la sua profondità. Lui tra l'altro aveva studiato, si era laureato in teologia, aveva fatto degli studi approfonditi. Io invece sono un radiotecnico nella mia vita, poi ho fatto degli studi tecnici. L'unica laurea che ho, mi sono laureato in scienze confuse. No, la vita, la strada, i poveri, gli ultimi. È quello che ci ha legato profondamente insieme e ci ha permesso veramente nell'arco degli anni di fare un tratto di strada molto intenso di amicizia, di scambio, di confronto, di partecipazione, anche di riflessione, di preghiera per noi molto importante. Ecco, a me ha lasciato e continua a lasciare dentro delle tracce di umanità, di saggezza che lui ha rappresentato, di relazioni molto fertili, molto profonde, di confronti dai quali sono scaturiti sempre dei nuovi percorsi di responsabilità, di scelte, di letture proiettate in avanti. Ecco, questo è stato per me un amico e un punto di riferimento. Sono stato vicino a lui per quello che ho potuto nel momento della malattia, dove non era mai venuta meno la speranza, la forza, il coraggio, la sua testimonianza. E poi sono corso quel giorno in cui gli abbiamo detto ciao in tanti, ma proprio in tanti. Ecco un amico che continua, lui è morto, noi dobbiamo essere più vivi. Sono stato a trovarlo al cimitero, quel cimitero dove c'è una tomba molto semplice, nella terra, e mi ha ricordato la grandezza di tante altre persone, perché penso da Lorenzo Milani, anche lui, nella terra, una tomba molto, molto semplice. Un altro amico con cui abbiamo vissuto alcuni momenti, almeno per me, David Turoldo, anche lui sepolto nella totale semplicità, totale semplicità. E penso a Ernesto Balducci, a cui lui ha avuto dedicare il suo centro a Santa Fiore, in quel cimitero tra i castagni, anche lì una tomba molto semplice. E anche dalle tombe che si vedono il tratto, le scelte, le modalità, l'essenzialità, la scelta da che parte stare delle persone. Un amico vero. I confronti, lei diceva prima che si è anche molto confrontato con Don Pierluigi. I vostri confronti com'erano? Sempre E vivaci? no, sul piano della concretezza, delle scelte, dell'impegno. Abbiamo sempre parlato della dimensione dei temi, della pace, il tema dell'accoglienza delle persone, la storia dei migranti, il problema della povertà.
Sono i temi, quel piccolo contributo che io potevo portare era in questa direzione, la direzione di quelle che sono state le mie scelte, il mio impegno. Io rappresento sempre però un noi, non un io, perché il nostro cammino non è mai opera di navigatori solitari. Noi dobbiamo fare in modo di costruire dei percorsi con altre persone. Dobbiamo creare le condizioni di unire le nostre forze per diventare una forza etica, sociale, culturale, politica, nel senso del servizio per il bene comune. Tant'è vero che lì, a Cento Badducci, sono state accolte la vita, la storia di tante e di tante persone. Avevate sicuramente il punto in comune che era quello della passione per Gesù, ma nel vostro esempio, nel vostro cammino, portate la coerenza, che è sicuramente una grande qualità, l'umiltà, l'accoglienza, l'umanità, l'inclusività, la fede, però la fede con l'intuizione di declinarla, di portarla ad aiutarci a leggere il Vangelo nel solco dell'attualità. Ma come si porta il Vangelo, le pagine del Vangelo, nel solco dell'attualità nei nostri tempi, nei nostri giorni, in questa società? Non dimentichiamo quello che lui aveva scritto anche in un libro, Compagni di strada, Il cammino nella Chiesa della Speranza. C'è un passaggio che lui scrive e che dà la dimensione delle sue scelte nel saldare terra e cieli. Era un po' il suo sogno. Quando il nostro Pierluigi diceva, e continua a dire, il suo sogno è una Chiesa, leggo testualmente, povera e senza potere, libera e liberatrice, non clericale, femminile, democratica e pluralista. Ecco, era questo il sogno del nostro Don Pierluigi, questo amore, questo fatto compassione verso la Chiesa in quella direzione. E devo anche dire che per lui è stata una ricerca coltivata sempre anche nel trasmettere la parola di Dio, incarnandola la vita, la storia, i percorsi delle persone. Una ricerca sempre coltivata attraverso il dialogo, perché per lui era importante, fondamentale l'approccio fondato sulla curiosità delle ragioni dell'altro, di tutte le persone, oltre che il suo riconoscimento della sua intrinseca umanità nelle persone che incontrava. Questo lui ha trasmesso sempre, e questo che ci ha profondamente anche uniti, questa passione di mettere la persona al centro, al centro. Numerosi confronti che lui ha fatto con tante persone, con storie, provenienze diverse, con persone con riferimenti più diversi, ma sempre, sempre, ma sempre, Pierluigi, voi l'avete conosciuto, l'avete apprezzato, l'avete toccato con mano, l'avete visto, sempre alla ricerca di un punto di contatto, sempre nell'incontro con le persone, a cercare di aprire una breccia dalla quale intravedere insieme un pezzettino più ampio di verità. Ecco, per lui era molto importante tutto questo. E io ho condiviso esattamente questo, non dimenticandoci che missione della Chiesa, ce lo ricordava un grande cardinale, un gesuita, l'arcivescovo di Milano, un grande studioso della parola di Dio, Carlo Maria Martini, ce lo ricordava Martini, che è missione della Chiesa, quindi questo valeva per me come il nostro Don Pierluigi e tanti altri amici che sono lì, no? Con i nostri limiti, le nostre fatiche, i nostri errori, ma anche con la nostra passione, insomma, di spendere un po' della nostra vita per dare vita, per annunciare una parola, la parola di Dio che è una parola a volte scomoda, difficile, provocante. Domilani diceva urticante. Sì, perché a volte è urticante la parola di Dio, grappia dentro le nostre coscienze, ci invita a metterci in gioco. E allora quante volte ci siamo detti anche io per Luigi, proprio le parole di Martini, quando diceva che la Chiesa, che missione della Chiesa è l'essere coscienza critica della società in cui vive e voce propositiva dei valori più alti e vitali. Sì, noi dobbiamo essere coscienza e voce, ma la Chiesa non abita lì nei cieli, la Chiesa abita qui sulla terra e la Chiesa deve abitare la storia. La Chiesa non può rimanere ai margini della lotta per la giustizia, per la libertà, per la dignità, per la pace delle persone. Allora la parola di Dio è quello che ci ha legato profondamente. La parola di Dio ci abbraccia, ci coinvolge, ci graffia. È una parola da ascoltare però, da vivere, non solo da ascoltare.
ascoltarla sì, parla nostra, ma da vivere. E allora è vero che la comunità cristiana, perché lui viveva questo, era parroco e sentiva questo impegno, questa responsabilità, non ha mai calato dall'alto sulla storia, ha rispettato sempre le espressioni, le religioni, i percorsi, le tradizioni, le culture delle persone che venivano accolte. Però lui alla comunità cristiana diceva che doveva essere sensibile alle esigenze della promozione interiore dell'uomo e del bene comune e che noi siamo chiamati ad offrire il proprio contributo alla crescita della giustizia, della legalità. Dobbiamo fare la nostra parte. Attuare la parabola del buon samaritano è difficile farlo in un contesto sociale? Quanto è difficile? Beh, oggi con Papa Francesco si è liberato, ha tracciato, continua a tracciare tutti i giorni dei percorsi in cui noi siamo invitati a non dimenticarci che l'accoglienza è veramente la vita che accoglie la vita degli altri e che non ci può essere una vita che offende e mortifica la vita delle altre persone. C'è una voce, l'autorevolezza del Papa, del suo magistero, no, ma già il Concilio Ecumenico Vaticano II, a cui noi abbiamo fatto sempre un pochettino riferimento, aveva spalancato queste porte. Poi ha fatto fatica a essere applicato, e meno male che poi negli ultimi anni c'è stato veramente dei cambiamenti. Ma Don Pierluigi è un bel gruppo di sacerdoti proprio di quel territorio. Ogni anno a Natale facevano una bella lettera alla Chiesa, ai pastori soprattutto, ma anche per mordere un po' le coscienze di quelli che dicevano di essere Chiesa, per invitarli a riflettere, a saldare veramente questo bisogno, questa fame, questa sete di giustizia, libertà, pace, qua giù con il cielo. E non è un caso, credo proprio che non sia un caso, che lui ha voluto dedicare il suo centro a Padre Ernesto Balducci. Non è un caso. E allora, cosa legava tutto questo? La libertà e la fedeltà, la capacità di coniugare la fedeltà al Vangelo e alla Chiesa con la libertà proprio di figli di Dio. Noi dobbiamo essere persone libere e quando tocchiamo con mano delle cose che non vanno bene, con molta umiltà, con molto rispetto, non possiamo, non dobbiamo tacere. E quindi Don Pierluigi ha testimoniato questo, la doppia fedeltà a Dio e all'uomo. No, che diventa importante. E allora aveva ragione Balducci, a cui lui aveva fatto grande riferimento. E avevamo discusso tante volte di questo, quando Balducci diceva che era necessario coniugare una vita pienamente immersa nei problemi del tempo, una vita pienamente immersa nei problemi del tempo e la fede nella parola che non passa. La parola non passa, la parola di Dio non passa, è ferma, è lì, che ci invita a leggere la sua parola nel tempo. Ecco, parola e storia sono i due parametri che hanno accompagnato Don Pierluigi, che devono accompagnare ciascuno di noi. La parola di Dio che si lega con la storia, che quindi cerchi proprio di entrare, di leggere tutto questo. Don Pierluigi era un autentico uomo di pace e sicuramente è stato importante il suo lavoro, la sua sollecitazione, il suo coinvolgimento anche qui nella nostra terra proprio per quanto riguarda i temi della pace. È immaginabile che in questo momento, con quello che viviamo nella geopolitica internazionale, avrebbe sofferto, avrebbe sicuramente avuto dei motivi profondi di riflessione e con lei evidentemente, ma anche in generale con le comunità alle quali lui apparteneva. Però non gli sfuggiva il bagliore che è il bagliore della speranza. È questa, secondo lei, la fede? Riuscire a vedere il bagliore della speranza nel percorso della vita? Ma certo, bisogna crederci, bisogna anche darsi una mossa, perché la speranza chiede a ciascuno di noi di darsi da fare, di impegnarci. Il Signore ci viene veramente incontro, ma ci chiede un po' di olio di gomito, di metterci in gioco, di assumerci la nostra parte di responsabilità, di non dimenticarci che la speranza è di tutti o non è speranza.
e quindi che dobbiamo veramente creare delle condizioni per evitare che ci sia la privatizzazione della speranza, perché c'è il rischio anche di questo, no? Che si creano delle condizioni con delle scelte sulla faccia del pianeta che favoriscono sempre qualcuno, che si danno delle risposte a qualcuno e si scartano tanti altri. Quello che sta succedendo in questo momento. Abbiamo mai visto tante disuguaglianze, tante ingiustizie, 59 guerre in atto. Noi parliamo di 2 grandi conflitti che ci sono, ma tutti gli altri. E quanti investimenti che vengono fatti per le armi, gli armamenti. Ma dove stanno le grandi organizzazioni che avrebbero dovuto essere con più forza presenti per cercare delle mediazioni verso l'alto, abbastanza in fretta, senza perdere tempo? E invece si va solo in altri tipi di direzione, che ci fa vedere come le Nazioni Unite fanno veramente fatica per il meccanismo che si è creato, dei veti incrociati all'interno che pongono delle condizioni che a volte non permettono. Ma dov'è questa Europa, al di là di tanti proclami e di investimenti che vengono fatti, di armi, di armamenti? Certamente no, il diritto alla difesa dei paesi non è messo in discussione. E me lo vedo, Don Luigi, Pierluigi, me lo vedo già citato a parlare, a telefonare, a chiedersi. Ci eravamo tante volte incontrati alla Marcia della Perugia Assisi, alla Marcia della Pace, con altre migliaia di persone, nel nome della pace. Noi non possiamo non restare inquieti qui dentro. Allora il suo è un lascito di una coscienza inquieta, che non ha mai smesso di interrogarsi. Lui e che chiede anche noi, ecco, questo lascito di essere anche noi una coscienza inquieta, che dobbiamo continuare a interrogarci rispetto a quello che sta avvenendo. E soprattutto ci sono dei momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo morale, una responsabilità civile. Si deve lavorare di più per costruire la pace, per creare le condizioni che questo avvenga, per lottare, perché poi bisogna lavorare soprattutto per creare più giustizia sociale, più giustizia ambientale sulla faccia di questa terra, perché è lì che poi diventano le condizioni che fanno scaturire tanti conflitti. No, aveva ragione un amico, è stato per noi un amico, un grande cardinale brasiliano, Edel Camera, che diceva che la bomba più pericolosa non era la bomba atomica, paradossalmente, che non era la bomba a idrogeno, queste bombe, eccetera, era la bomba M, la bomba più pericolosa, che noi la tradurremmo oggi, lui parlava della miseria, la bomba della miseria. Noi oggi chiamiamo la bomba della povertà, la miseria. Quella è la bomba più pericolosa. Sono quella marea impressionante di poveri sulla faccia di questo pianeta. No, i conflitti nascono dalle ingiustizie, dalla sopraffazione, dalla violenza. Ecco, lui il pensiero di pace di cui fino all'ultimo lui è stato, il nostro Pierluigi protagonista, non aveva nulla di ingenuo o di velleitario. Al contrario, anche grazie ai suoi viaggi, alle sue relazioni che ha avuto con studiosi, religiosi, attivisti di tutto il mondo, a molti li ha fatti venire lì, proprio lì, no, a portare il loro contributo. È sempre stato il suo un pensiero consapevole e consapevolmente rivoluzionario il suo pensiero, comodo, ma un pensiero di pace, di invito a mettersi in gioco, di tracciare quei percorsi, parlare più di pace. E ci ha invitato sempre. Io, quegli incontri che ho partecipato, non ho mai dimenticato questo invito. Ci ha invitati sempre a cambiare radicalmente il nostro punto di vista, a guardare la guerra negli occhi, che sono gli occhi di chi la subisce, i giovani soldati mandati a morire, le popolazioni civili indifese, i profughi che perdono ogni legame e certezza, guardare i conflitti dalla parte di chi vive questa sofferenza, questa fragilità. È questo che ci portiamo dentro, è questo che lui ha testimoniato, questo bisogno di pace fatto di concretezza. Una frase, un motto di Don Pierluigi era proprio non girarsi dall'altra parte, no? Il mio nemico è l'indifferenza. E lei, alcuni li ha detti, ma dove coglie i segnali anche di questa
disumanizzazione in generale della società e del mondo e che cosa invece si può fare per rendere più umano, per umanizzare? Eh beh, la lotta alla povertà è fondamentale. Creare la giustizia sociale che diventa importante. Non basta tagliare la malerba in superficie. Io lo vedo rispetto alla mafia nel nostro paese, rispetto al mondo della corruzione. Quanto lavoro viene fatto per cancellare questo male dal lavoro di magistrati e forze di polizia. Però bisogna estirpare il male alla radice, perché se non estirpiamo il male alla radice, noi tagliamo solo il male in superficie, così avviene sulla faccia del pianeta. No, estirpare il male alla radice vuol dire, nel caso della presenza criminale e mafiosa, quella che ci ha permesso anche a Don Luigi di fare parte col suo centro a Libera, che è un coordinamento di associazioni. Estirpare il male alla radice vuol dire una battaglia culturale, educativa, sociale, vuol dire le politiche sociali, vuol dire la dignità, il lavoro, la salute. E questa dimensione che noi viviamo in casa nostra deve essere amplificata nel mondo. Noi siamo in questo contesto dell'università, un contesto di giovani, ecco, e una generazione che è fragile, che è vulnerabile, che ha evidentemente le problematiche anche legate al momento che stiamo vivendo in generale. Ma quanto è importante per una generazione, per questi ragazzi, e quanto sono importanti i punti di riferimento veri, coerenti, credibili? Fondamentali, io lo vedo con tanti ragazzi. Questo paese lo incontro in tante università, in tanti luoghi, in tanti posti. I ragazzi hanno bisogno di trovare dei punti di riferimento veri, coerenti e credibili. Bisogno di un mondo adulto. No, il loro grido, perché loro manifestano il loro disagio. E noi rischiamo di guardare i percorsi esistenziali dei giovani con gli occhi del passato, c'è questo rischio. E dobbiamo cogliere i loro percorsi inediti dei nostri ragazzi. No, ecco, sono loro a fare la differenza oggi, a segnalare, a segnalarci la necessità di cambiare alcune forme di vita e diventare linguaggi e azioni adatte a costruire una soggettività, una vivibilità inedite e necessarie. Sono loro che manifestano il loro disagio. Io avevo mai visto, sono negli ultimi anni, manifestare dei ragazzi con dei cartelli al collo o l'ansia. Ascoltate, accettate la mia fragilità. Mai avevamo visto manifestare una loro fragilità, no, in un sistema che probabilmente non riescono più a reggerlo, no, non riescono più questo sistema, questi paradigmi, no, che oggi ha creato un mondo poco accessibile, basato su forme di invivibilità ambientale, economica, anche sociale, no? I loro disagi segnalano dei criteri e delle scelte per creare un mondo possibile. Dobbiamo ascoltarli, questi nostri ragazzi, dobbiamo ascoltarli, ma anche riconoscerli, ascoltare il loro grido. Io vedo che quando si offrono concretamente delle opportunità, si costruiscono insieme dei percorsi, dei riferimenti, loro ci sono, si infiammano, diventano protagonisti, ma è quello che abbiamo fatto noi nella nostra adolescenza. No, in un altro contesto che aveva delle prospettive davanti, che c'era un futuro di lavoro in quei momenti. Io compierò 79 anni fra poco, quindi parlo di quella che è stata la mia adolescenza, che aveva delle prospettive davanti. Ora è tutto più precario, è tutto più difficile. Ci sono dei cambiamenti che lasciano un'incertezza, un'incertezza. Allora dobbiamo ascoltarli, dobbiamo cercare di costruire delle cose insieme, dobbiamo costruire questi percorsi inediti che loro ci stanno. Ecco, il loro ascolto, le loro osservazioni potrebbero consentire di stare al passo con l'evoluzione delle loro sensibilità, delle loro letture. Ci portano una linfa nuova, usano loro in modo meraviglioso le nuove tecnologie che io, no, si fa molto più fatica. Intuiscono delle cose, come è stato per noi, le nostre battaglie, le nostre
conquiste che abbiamo realizzato. Dobbiamo creare, non può essere una società negante nei loro riguardi, perché una società negante nei loro riguardi è anche una società in certi sensi inospitali, ripeto, i nostri ragazzi. No. Allora, ci stanno dicendo dei no a una ossessiva richiesta di protagonismo produttivo, di efficientismo fisico e psichico, no? Che in certi luoghi lo senti e lo respiri, di una prospettiva basata sul di più e il meglio. Rifiutano questa pressione. Hanno bisogno di trovare i percorsi inediti e quando trovano dei punti di riferimento veri, coerenti, credibili, si infiammano. Allora bisogna che la politica non si preoccupi dei giovani, ma se ne occupi un po' di più, fornendo gli strumenti, creando le occasioni. Loro sono in grado di costruire dei percorsi che sono un po' inediti per noi, ma come siamo stati noi nella nostra giovinezza. E dei passi in avanti li abbiamo fatti. Bisogna dare questa continuità. Ci sono i nostri ragazzi, ci sono i nostri ragazzi. E allora bisogna renderli veramente protagonisti perché ci portano questa linfa meravigliosa, queste intuizioni, questa voglia di cambiamento. Allora dobbiamo costruirlo insieme, ma bisogna che le politiche facciano la loro parte. Noi dobbiamo fare anche la nostra parte, perché non possiamo caricare sempre tutto solo sulla politica, che ha le sue responsabilità. E noi come cittadini non bisogna buttare via tutto, dobbiamo cercare di essere sì di stimolo, di portare un nostro contributo per un cambiamento, che chiede a ciascuno di noi di fare la nostra parte. Abbiamo troppi cittadini a intermittenza, a seconda dei momenti e delle emozioni. Abbiamo bisogno di essere però dei cittadini più responsabili. E lo dico anche, aveva ragione Rosario Livatino, magistrato ucciso dalla mafia, quando l'ho letto anch'io nel suo diario, quella frase che poi Libera l'ha rilanciata ovunque, quando aveva scritto che alla fine della vita non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma credibili. E quindi dobbiamo essere un po' più credibili. E anche noi adulti dobbiamo ascoltarli di più, questi nostri ragazzi, che hanno bisogno di noi però attenti a cogliere i loro segnali, le loro fragilità, ad andare incontro nel momento in cui viviamo tutti un po' più di smarrimento, di fragilizzazione. Don Luigi, grazie per questa intervista, grazie per aver ricordato con noi qui all'Università Don Pierluigi di Piazza. Grazie per la sua testimonianza. Beh, grazie a voi, io ho parlato così, con la mia laurea in scienze confuse. Grazie ancora.